Sull'alta roccia a picco si erge fiero a ricordar l'epoche passate del principe Manfredi il bel maniero, con le sue sale vuote abbandonate. Sulla superba strapiombante vetta non odi più squillar l'antiche trombe, odi soltanto i lai di una civetta che par che pianga su questa ecatombe. A notte, quando tutto intorno tace, s'affacciano tre donne dal castello, forse nell'ombra cercano la pace e aspettano che torni il Dio fratello. Andiamo avanti. Direi di proseguire con il nostro carissimo presidente dell'Accademia dei Poeti Siciliani Federico II, Neo Accademia, come ben sapete, che va alla grande, direi. Giusto, Presidente? Benissimo. Allora, Salvatore Mirabile, prego. Sicuramente tutti abbiamo avuto delle notti insonni. Mi è capitato pure a me. Una poesia nuova, questo è il titolo. Stanotte è lunga di passare e non trovo buono al rizzetto. Penso a certe cose e rifletto e non mi posso addormentare. Mille pensieri hai dalla testa e piglio pinna e calamaro per adducire sto sonno amaro e di corpo tutto diventa festa. E stanotte io voglio scrivere una poesia senza versi, sfusa, per chi me l'ha detta la mia musa. Chi da queste sonne fa rivivere una poesia che non scrisse mai, donde questi pensieri fossero luci, la vita falla diventare più dolce e finissero per tutti i nostri guai. Una luce per illuminare la strada senza più scanto di oscuro. L'amore non fosse falso ma puro e spuntasse sole da stanottata, a così potesse pigliare sonno e riposare lo corpo e la mia mente e suonarmi felice tutta la gente e al risveglio trovare tutti contenti. Grazie. Benissimo, Presidente della nostra Accademia, intendo dire, bellissima. Perfetto. Grazie Salvatore. Grazie a te.